Le avventure di Pinocchio come non le avete mai viste, restaurata la filastrocca filmata realizzata 18 anni fa nel Trevigiano. E adesso le avventure di Pinocchio come non le avete mai viste, né lette né sentite. Si tratta di una filastrocca filmata realizzata 18 anni fa nel Trevigiano. Ebbene, un progetto restaurato che verrà presentato al pubblico a Conegliano il 28 ottobre. Vediamo. Riffa i piedi al burattino e lo veste per benino. Per comprare l'abbecedario, la Iachita vende a Mario. He's changed into a real boy. In italiano, inglese, in dialetto veneto, una filastrocca multilingue, la più lunga del mondo, composta seguendo la versione originale del libro di Pinocchio e animata con una tecnica artigianale quando ancora la tecnologia digitale non esisteva. Tutto è cominciato 18 anni fa in una scuola elementare di Conegliano, mente del progetto una maestra, autrice dei versi in rima. L'idea della filastrocca più lunga del mondo di Pinocchio è nata dalla maestra Liliana Nadal di Conegliano, che con il suo gruppo di bambini delle scuole elementari Marconi realizzò con me questo cartone animato di 15 minuti in bianco e nero. Il filmato originale è stato restaurato e trasformato in DVD. All'interno ci sono anche le immagini di quasi 20 anni fa che illustrano tutte le fasi della lavorazione del prodotto, oltre alla spiegazione simpatica e dettagliata del restauro. Avere la musica e gli effetti sonori indipendenti tra loro è come avere la farina e le uova ancora intere, per fare una torta tutta nuova. Abbiamo lavorato, io e la maestra, più di un anno in un piccolo studio di un ex TV locale di Conegliano e lì abbiamo artigianalmente con forbici, carta e scotch, con una telecamera fissata a piombo sul piano di lavoro, abbiamo realizzato questo cartone passo passo. Ora, grazie ad un contributo della Regione, il DVD verrà distribuito in tutte le scuole elementari del Veneto. E poi finirà sul web per tutti, su YouTube, sul mio sito, e chiunque potrà vedere le 3 versioni, in italiano, in inglese e in dialetto veneto.